Risbaldo Orsini di Orbassano mi occupai nel corso degli anni '80, nella prima metà degli anni '80, su indicazione dapprima di Marco Cerruti, il docente con cui mi ero da poco laureato, che si occupava essenzialmente di Settecento e che aveva notato la presenza di questa figura su cui non esistevano nel corso almeno del Novecento, nel corso direi dell'Otto Novecento, studi complessivi. E a indirizzarmi in specifico a un lavoro su Orsini fu però soprattutto il professor Gandolfo, che a questa figura si dichiarò particolarmente interessato. E una figura, quella di Orsini, effettivamente contraddittoria e abbastanza particolare nel quadro del secondo Settecento. Orsini nasce nel 1735, è un po' più vecchio quindi di Alfieri, e muore nel 94, negli anni diciamo della rivoluzione, e la sua attività si svolge soprattutto a partire dal 1770 e la fase di quello che Franco Venturi ha definito il Settecento riformatore, ma all'interno di questo quadro la posizione di Orsini appare a prima vista una posizione controcorrente. Una posizione controcorrente perché una larga parte dell'opera di questo studioso che tra l'altro appartiene a una delle più importanti famiglie nobiliari su cui il patriziato subalpino di Manno si era soffermato, e il ramo subalpino della famiglia degli Orsini, famiglia romana degli Orsini, una famiglia particolarmente prestigiosa, e di questo ramo tra l'altro Risbaldo è l'ultimo esponente, l'ultimo discendente. Ebbene, la sua attività si indirizza soprattutto verso una serie di elogi dei principi e dei sovrani di Savoia, della casa Savoia, a partire dall'elogio di Emanuele Filiberto fino agli elogi del principe Eugenio, di Carlo Emanuele III in modo particolare, e direi su Carlo Emanuele III è la sua attenzione maggiore. Inizia infatti alla morte di Carlo Emanuele III proprio con una oraison funèbre in onore del sovrano defunto, e termina il suo percorso di studioso nel 1793, Orsini, alla vigilia della morte, con il più ampio e articolato dei suoi elogi, per l'appunto quello dedicato ancora a Carlo Emanuele III. Dove Carlo Emanuele III, ma qualcosa del genere era avvenuto per il principe Eugenio o per Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele III in particolare però viene presentato come l'immagine, l'icona del sovrano benefattore, del principe benefico, e si disegna quasi una utopia regalista, nel senso che dal sovrano, attraverso il sovrano, una sorta di provvidenza divina va a disegnare, diciamo, una società che vive sicura e che vive nella pace, nella giustizia, nell'ordine. Ebbene, un messaggio di questo genere, da un lato poteva richiamare le contemporanee tendenze in direzione dell'assolutismo, quello che si è soliti definire come dispotismo illuminato o assolutismo illuminato, ma d'altro lato appariva fortemente inattuale
e fortemente inattuale sicuramente nel 1793, mentre oramai in Piemonte arrivavano le notizie, erano arrivate da tempo le notizie di Francia, arrivavano le notizie sugli sviluppi della rivoluzione, anche se nel 1793 proprio il fatto di pubblicare quell'elogio a pochi mesi dal regicidio di Luigi XVI, ebbene, veniva a indicare, come dire, la ricerca di una controtendenza, proprio di una radicale controtendenza rispetto al corso delle cose. Ciò che rende interessante la figura di Orsini, però, è che accanto a questo filone di storiografo, che non è propriamente una storiografia di corte, però quella di Orsini, accanto a questo filone però esistono una serie di altri scritti, ad esempio un trattato sui cardinali che riprende le istanze giurisdizionaliste di quegli anni, nel senso di contenere il potere temporale della Chiesa attraverso queste figure dei cardinali di cui si mette in dubbio la legittimità, e una serie di altre istanze che, non diversamente da questo discorso sui cardinali, riprendono echi di tipo giansenista, il richiamo a una necessità di moralizzazione, di forte moralizzazione sociale, la censura, ad esempio, nei confronti delle commedie, nei confronti dei balli, la proposta di abolizione del carnevale, insomma una serie di istanze di tipo, oggi diremmo, rigorista, che presentano richiami al pensiero giansenista dell'epoca. Possiamo pensare che negli anni '80 in Toscana era stato molto attivo l'insegnamento del vescovo Scipione Ricci, che era una figura eminente del giansenismo di quegli anni, e tra l'altro Orsini trascorre lunghi periodi a Firenze, come trascorre lunghi periodi a Roma e a Parigi. Quindi altre opere di questo genere, e opere invece dedicate più specificamente alla letteratura, come una lezione sopra il lento progresso della tragedia in Italia, dove si pone il problema del ritardo dell'Italia sul terreno del teatro tragico, perché l'Italia non ha avuto Corneille e Racine, ecco. E si fanno tutta una serie di osservazioni che vanno in una direzione abbastanza simile a quella della lettera a Calzabigi di Alfieri sull'inadeguatezza dei nostri attori e via dicendo. E poi da ultimo una lezione accademica che pronunciò proprio a Firenze Orsini nel corso degli anni '80 del Settecento, e che viene riportata integralmente in questo testo, in appendice a questo testo, e che è la lezione sulle iscrizioni volgari, dove propone di tradurre in italiano o di utilizzare la lingua italiana al posto della latina nelle iscrizioni, con argomentazioni che vanno dal rifiuto della cultura elitaria, cioè siccome le iscrizioni celebrano la grandezza del nostro passato, debbono essere lette e leggibili da tutte perché svolgano una funzione di tipo pedagogico. Dice Orsini nella chiusa di quella lezione: viviamo con i costumi degli antichi, ma usiamo le parole dei moderni. E in questa battuta, così come in un'altra che sempre c'è nelle ultime righe della lezione sulle iscrizioni volgari, ovvero occorre una lingua
natia vivente comune. Ecco, sono istanze che vanno in direzione invece di una apertura culturale che sembrano fare a pugni con il regalismo da cui avevamo iniziato, ma che rendono bene la complessità, a mio parere, di questa figura.